Ciao imbruttiti, oggi sono a Scardovari, comune di Portotolli, in provincia di Rovigo. Qua comincia il mio viaggio 2020 per valorizzare il Veneto e i Veneti. Siamo immersi nel delta del Po, ora vi porto nella sacca di Scardovari che è patrimonio mondiale dell'UNESCO e vi faccio vedere come un Veneto riesce a trasformare un'idea in un'eccellenza. Guardate qua. Siamo qui con Alessio Greguoldo, lui ha 42 anni, la sua azienda si chiama La Perla del Delta. Qua siamo in un'area stupenda che è stata fortemente colpita, come avete visto prima dalle immagini, da quella che tutti conoscete come l'acqua alta a Venezia. Lui si è inventato qualcosa totalmente dal nulla che qua non esisteva, ora rappresenta una delle eccellenze venete, un'eccellenza del consorzio cooperativa Pescatori del Polesine, alleva le ostriche rosa, le sue ostriche sono considerate tra le migliori al mondo. Andiamo a vedere. Cavani è il nostro posto di combattimento dove lavoriamo, per la maggiore sono tutte adibite all'allevamento di cozze. La sacca degli Scardovari è l'unica ad avere la cozza DOP, denominazione origine protetta, in Italia. Abbiamo due entrate a mare, l'acqua del mare si mescola all'acqua del Po e di conseguenza abbiamo un'acqua salmastra. Noi coltiviamo l'ostrica rosa per Buriesci Italia. Questa è la fase di incollaggio, è la seconda fase. Noi acquistiamo il seme dalla Francia perché in Italia non ci sono schiuditoi, un seme praticamente più piccolo di chicchi di riso. Facciamo una prima fase di pre-ingrasso che dopo andremo a vedere, fino a quando le ostriche raggiungono una taglia di 2,5 cm, 3 cm. Vengono incollate a queste cime con un cemento speciale marino tossico. È un po' come fosse l'incollaggio agli scogli, quando uno vede le cozze agli scogli. Esattamente, perché l'ostrica non è come la cozza che ha il bisso, si chiama, per aggrapparsi. Questa qua siamo all'incirca sui 5 mesi. Parte dal seme piccolino. 5 mesi diventa così. Dopo facciamo una fase di accrescimento sugli impianti. Noi usiamo un sistema innovativo con energie rinnovabili, quindi con fotovoltaico ed eolico. Andiamo a alimentare dei motori che abbiamo sugli impianti, andiamo a simulare noi una marea laddove non abbiamo un'escursione come avviene naturalmente negli oceani. Con un'app comandata a distanza azioniamo questi motori e facciamo uscire dall'acqua per un tot di ore al giorno, in base alle condizioni climatiche, le ostriche, sia a livello gustativo che a livello di forma che a livello anche di durata poi sul mercato. Un'ostrica che subisce una marea naturale o artificiale nel nostro caso è molto superiore qualitativamente. Una madreperla che non ha il blister all'interno, il polidora, sarebbe una camera che si forma a ostriche che vivono in manghi naturali. All'interno non hai una madreperla bianchissima come le ostriche che subiscono l'effetto marea. La prima fase viene fatta qua. Arrivano ad essere di queste dimensioni qua le corde. Una volta che abbiamo queste dimensioni qua andiamo a staccarle. I lavori vengono fatti manualmente per avere, diciamo, una cernita superiore, una qualità superiore. Da quando arriva, quando partono, controllate più volte manualmente. Dopo quant'è che diventano così? Servono almeno 18 mesi. In mezzo al delta del Po, gli allevamenti di cozze e l'allevamento di ostriche Le ostriche, se tu vedi, sono già fuori dall'acqua, che iniziamo le fasi della marea artificiale già da piccoline. Questi qua iniziamo ad incollarle come abbiamo visto prima. La fase di pre-ingrasso, diciamo, è finita. Eccole qua. Adesso andiamo a vedere, incollate, diciamo, come vengono posizionate. Rosa perché, come ti dicevo, è a lunga esposizione ai raggi solari, che se tu guardi tutte le ostriche adesso sono fuori dall'acqua, acquisisce delle sfumature rosa sulla conchiglia, sulla parte esterna, ma anche un riflesso rosa sulla parte interna. E ogni laguna ha le sue caratteristiche. Questa qua è unica in Italia. Questa è un'ostrica è più carnosa rispetto alla francese perché ha più nutrienti in acqua. Come gustosità è un'ostrica che è meno sapida rispetto a quella francese, dovuta al fatto che è un'acqua salmastra, quindi abbiamo una percentuale di sale che è molto inferiore e quindi meno aggressiva al gusto. Sì. Quindi è un'ostrica che piace anche, io lo dico sempre, a chi non è abituato a mangiare ostriche. Queste sono quasi pronte per essere staccate e noi le stacchiamo, vengono pulite tutte una a una manualmente e vengono riposizionate sugli impianti all'interno di ceste chiamate paniere australiani per la fase di affinamento. Ah, qua sono in affinamento, quindi queste sono quelle, queste diciamo, sono pronte alla vendita. Questo è un calibro 4, noi abbiamo 5 calibri, calibro 1 che è il più grande e il calibro 5 che è il più piccolo. Guarda che arrivo! Pian pianeo che sono inesperto. Questa è non a chilometri zero, ma a metri zero. Vedi quello che ti dicevo, la madreperla, bianchissima, un muscolo che poche ostriche hanno.
Allora, per gustarla bene è schiacciata con la lingua al palato in modo che prigiona tutti i gusti che ha. Freschissima, sa di mare anche no. Vero? Buonissimo. Tu sei felice quando vieni qua la mattina? Ah sì, io non lo cambierei per nessun lavoro, qua per me è un hobby. Cos'è il Polesine per te? Qua è la mia vita, qua io sono cresciuto Quindi il tuo tutto è? abitare qua.